l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. La carenza di infrastrutture in Veneto è da molto oggetto di denuncia da parte di Confartigianato. Riscontrare che dei disagi dovuti ad una rete viaria insufficiente in una delle aree più industrializzate del paese è conscio il ministro delle infrastrutture e trasporti Delrio è già una buona premessa. Una consapevolezza degli espressa nei giorni scorsi all'inaugurazione delle nuove opere di collegamento tra Laguna e Aeroporto Marco Polo. Sulla scorta di ciò, il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, e Roberto Zuccato, presidente regionale di Confindustria, che erano lì a rappresentare Arsenale 2022, alleanza formatasi recentemente tra le associazioni di impresa, lavoro e professioni, hanno sollecitato il ministro rispetto al completamento della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Venezia e alla Pedemontana Veneta. In particolare, hanno rassicurato Delrio sulla necessità della Pedemontana attraverso indicazioni recenti sui flussi di traffico previsti. Al riguardo, rilevazioni contrastanti, come si ricorderà, nei mesi scorsi misero in dubbio la sostenibilità del piano economico-finanziario del costruttore, il consorzio SIS, e quindi il completamento dell'opera. Ma sentiamo dal presidente Bonomo le impressioni sull'esito dell'incontro. Abbiamo visto il Ministro assolutamente sul pezzo, nel senso che conosceva bene queste tematiche e per quanto riguarda la TAV ci ha detto che oggi è quasi finita la tratta fino a Brescia, che sarà cantierata la Brescia-Verona e poi si parlerà di Vicenza, per cui non abbiamo rassicurazioni che domani ci siano i cantieri, ma che su Vicenza hanno le 2 o 3 soluzioni sul tavolo e che si deve decidere in questi giorni quale sarà poi la scelta sul tracciato. Per quanto riguarda la Pedemontana, anche qui ha un po' rilanciato in regione dicendo che loro hanno messo la loro parte di finanziamento, 1/3 di finanziamento, 1/3 la Regione Veneto, che le azioni di controllo rispetto alla chiusura per quanto riguarda SIS del loro piano finanziario lo doveva fare la Regione e che comunque il problema è all'attenzione del governo, ma che sicuramente bisognerà trovare una soluzione perché 100 km di cantieri aperti sicuramente non possono rimanere così, l'opera andrà finita.